incontro è importante vedere che tutta questa gente insieme con noi insiste, vuole vedere crescere questo Partito Democratico in Italia, lo vuole vedere crescere ricco di proposte, ricco di iniziative, libero anche al proprio interno e trasparente. Lo diceva prima bene chi mi ha preceduto. Guardate, non è possibile che un dirigente politico oggi o domani non sia qui con questa parte del Partito Democratico. Lo dico perché abbiamo tutti bisogno di capire, di imparare e di promuovere un'attività sul territorio. Io vengo dal Veneto che 15 anni fa era la regione all'avanguardia in Italia e aveva eccellenze da portare in giro per il mondo. Oggi vengo dal Veneto dell'alluvione, un quinto nel silenzio generale della popolazione del Veneto. Il Veneto è stata colpita da un'alluvione gravissima. Abbiamo miliardi di danni, vi sono città in ginocchio, e oggi leggiamo quello che si diceva da tempo, stavo leggendo ieri sera, come lo abbiamo detto noi nell'ambito della Green Economy, con le proposte che abbiamo fatto come Partito Democratico per recuperare quel gap sul dissesto idrogeologico in Italia che è diventato la bestia nera del Paese e che ha spinto questo Paese a spendere 10 volte in emergenza quello che ha speso in manutenzione. Adesso chi pagherà i miliardi di danni? Chi rimetterà in piedi negozi, famiglie, scuole, aziende? La periferia dell'impero scopre appunto di essere fragile dopo 15 anni di guida di Lega e Partito delle Libertà. A dire che insieme con le infrastrutture che sono diventate per la nostra realtà geografica uno dei grandi gap, banda larga che non c'è, treni che non ci sono, porti che diminuiscono le loro capacità di presa, insomma una fotografia che rimanda indietro il Veneto e lo assimila a larga parte d'Italia, come dire che ci siamo agganciati a quelli che stavano peggio invece che tentare di far crescere il Paese in senso positivo. A me pare questo significativo, lo dico qui oggi perché quando leggo sui giornali che si vuole tornare al nucleare e si sbandierano prima 500, poi 2500, poi persino 4000 posti di lavoro, ebbene noi abbiamo fatto un po' di ragionamenti. Io sono presidente del Forum Ambiente e mi sono occupata di alcune questioni che hanno a che vedere con le energie rinnovabili, con il risparmio energetico di cui poco si parla e che da solo potrebbe ridimensionare del 50%, come sta facendo la Germania, le richieste, le necessità energetiche del Paese. E mi viene da piangere, non da ridere, quando leggo quello che dice il nostro Premier, quando si parla di ambiente come farsi la messa in piega, quando si ha la polmonite. Questo non capisce niente, questo non sa di che cosa parla. Allora, voi dovete sapere, e cerco di concludere nel tempo pochissimo che mi resta, che solo per parlare di una cosa che è diventata l'ulteriore dramma del nostro Paese, i rifiuti, bene, quei rifiuti degenerati, maltrattati, mal gestiti, che creano problemi a tutti, bene, quella quota di rifiuti, se noi quella quota di rifiuti la chiamiamo un'altra cosa, la chiamiamo materiale post consumo e andiamo a riciclare, lì sì, al posto che in politica, andiamo a riciclare davvero, recuperiamo quelle 4 R che l'Europa ci ha dato: riduzione, riuso, riciclo e solo alla fine recupero. Bene, nel Veneto noi abbiamo fatto i conti con i dati dell'ARPA l'altro giorno, nel Veneto, che non è neanche in questo caso la peggiore realtà d'Italia per i rifiuti, recuperiamo 1 milione di tonnellate di materia prima seconda che altrimenti vanno a finire nelle discariche e negli impianti di incenerimento, ma soprattutto solo nel Veneto recuperiamo almeno 8.000 posti di lavoro. 8.000 posti di lavoro. Se moltiplichiamo questo valore per l'Italia, la mia proposta è questa:
con 80 kg ad abitante, che è la quantità di rifiuto secco residuo che sono riusciti a ridimensionare in una provincia che si chiama la provincia di Treviso, 2 aree geografiche dalle quali io provengo, con 80 kg ad abitante come rifiuto secco residuo, quindi possibile perché lo fanno in 500.000. Abbiamo in Italia 20 milioni di tonnellate in meno di rifiuti, 120 inceneritori in meno in costruzione e 150.000 posti di lavoro. Grazie Laura. Volevo